E dopo giorni di pioggia, vento e freddo, torna il sole a Palermo. E dunque, amici sportivi, benvenuti e bentrovati al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Oggi si gioca Athletic Club Palermo contro Calcio Sicilia, match valido per il campionato Under 15 Elite. Godiamoci nel frattempo l'ingresso delle due squadre prima che il direttore di gara dia il via per il match. E mentre attendiamo il consueto lancio della monetina, possiamo iniziare a leggere gli uomini a disposizione per l'Athletic. Con il numero 1 abbiamo Curcuruto Salvatore, col numero 2 Galante Roberto, col numero 3 Schiacchitano Mario, col numero 4 Lavardera Massimo, col numero 19 Orlando Felice Mattia, col numero 6 Montagliani Gabriele, col numero 7 Tango Vincenzo, col numero 8 Curcuruto Daniele, col numero 9 Martino Michele Pio, col numero 10 Putano David, col numero 11 D'Amico Mattia, col numero 12 Spina Massimo, col numero 13 Migliore Federico, col numero 14 Catalano Vincenzo, col numero 15 Alaimo Ariele, col numero 16 Brancato Marco, col numero 17 Cavallaro Francesco e col numero 18 Mansueto Gaetano. Nel frattempo le due squadre si caricano prima dell'inizio della partita. Nel frattempo il Calcio Sicilia si dispone in maglia rosa sulla parte sinistra del campo, mentre l'Athletic Club Palermo in maglia bianca sulla parte destra. Si aspetta solo il via da parte del direttore di gara per iniziare il match, valido per il campionato Under 15 Elite. Ricordiamo che entrambi i tempi saranno di 35 minuti ciascuno. Sembra quasi tutto pronto per iniziare, si aspetta solo il fischio di inizio. Fischio di inizio che arriva in questo momento ed è primo possesso Athletic e subito opta per un lancio lungo, intercettato di testa e poi agganciato dal numero 9 dell'Athletic che si appoggia ai compagni e che poi pallone che viene servito nelle retrovie, pallone rimesso in mezzo, poi lotta per il possesso tra le due squadre, prova ad allontanare in qualche modo il Calcio Sicilia, ma pallone ancora tra i piedi dell'Athletic. Recupera il pallone il Calcio Sicilia, lotta per il possesso, pressa molto alto l'Athletic, fa vedere subito i muscoli. Altro pallone recuperato dall'Athletic, tentativo di lanciare i compagni sulla corsia di destra, pallone che però viene spedito fuori. Sarà dunque rimessa laterale per l'Athletic, pallone che però finisce tranquillamente tra i piedi di Mangano, che prende con le mani e che rinvia lungo. Pallone però
intercettato di testa dall'Athletic, che subito prova a ripartire sulla corsia di sinistra questa volta. Guadagna metri e si appoggia sul numero 11 che poi prova a scodellare il pallone in mezzo, ma attenzione, ancora possesso Athletic che prova il tiro. Ci ha provato Tango. Subito primo squillo dell'Athletic. Va a recuperare il pallone Mangano, si ripartirà da una rimessa dal fondo. Batte corto. Tra i piedi di De Bari che avanza e poi lancia lungo per i compagni. Pallone spizzato di testa e poi però recuperato ancora una volta dall'Athletic che subito prova a rilanciarsi. Scontro per il possesso tra le due squadre, ancora possesso Athletic, però poi il Calcio Sicilia in qualche modo recupera il pallone, ma prova a ritagliarsi qualche spazio, si affida al cambio gioco per provare a scattare sulla corsia di sinistra. Altro recupero da parte dell'Athletic, che a sua volta prova a ritagliarsi qualche spazio e a lanciare i compagni in profondità. Ancora pallone per l'Athletic, scambio tra i due compagni e poi fallo. Sarà dunque una punizione in una zona molto interessante per l'Athletic. Si aspetta l'ok del direttore di gara prima di battere il calcio piazzato. Via che arriva in questo momento, calcio piazzato battuto e poi pallone in qualche modo allontanato, ma attenzione, ancora pallone tra i piedi dell'Athletic che prova il tiro da fuori area. Non si fa sorprendere però Mangano, che afferra con le mani e poi lancia lungo per i compagni. Recupera però subito l'Atletica che prova sin da subito a ripartire, saltato l'uomo e cavalcata da parte dell'Athletic. E poi il pallone che viene in qualche modo allontanato dal Calcio Sicilia. Recupera subito la squadra di casa che prova a farsi spazio. Scontro, ma attenzione! Azione interessante per il Calcio Sicilia che subito prova a rendersi pericoloso, appoggio sul compagno e poi pallone che rotola sul fondo. Grande rischio per l'Athletic. Sarà dunque calcio d'angolo, il primo di questo match. Nel frattempo c'è un giocatore dell'Athletic che rimane a terra. Si rialza, fortunatamente non sembrerebbe essere nulla di grave. Si ripartirà dunque da calcio d'angolo. Anche in questo caso si aspetta l'ok del direttore di gara. Ancora qualche attimo. Arriva il via del direttore di gara, calcio d'angolo battuto e poi il Calcio Sicilia sblocca la partita. Alla prima occasione utile, con un colpo di testa da calcio d'angolo, il Calcio Sicilia si porta in vantaggio. Si fa subito in salita. La strada per l'Athletic.
Si riparte adesso, primo scossone abbastanza duro per la squadra di casa che deve subito rimettersi in piedi e non deve farsi prendere dal panico da questo gol arrivato nei primi minuti di partita, che sicuramente mette la strada dell'Athletic un po' in salita. Nel frattempo altro tentativo d'affondo da parte del Calcio Sicilia, però tenta di recuperare il pallone l'Athletic, che deve cercare di uscire e ci riesce dalla propria area, spedendo il pallone più lontano possibile, a modo di allontanare il problema dalla propria area. Scambio da lato a lato nel campo, ci si affida poi ai piedi di Curcuruto, che si appoggia corto sul compagno alla sua destra e poi lancia lungo. Recupera un interessantissimo pallone l'Athletic che può provare ad affondare. Scambio tra i due compagni. Cerca il numero 11 di farsi spazio. Si affida all'indietro e poi lancio lungo da parte del numero 3 Schiacchitano, che però finisce facile tra le braccia di Mangano, che poi rinvia lungo verso i compagni proposti in avanti. Recupera ancora una volta il pallone l'Athletic, che prova a lanciare verso i compagni in avanti. Cade a terra il numero 9, tutto regolare però per il direttore di gara. Altro lancio lungo, deviato poi dall'Athletic, sarà rimessa laterale. Rimessa laterale battuta. Prova a ripartire da dietro il Calcio Sicilia. Dopodiché lancio lungo da parte del numero 2, che ripropone un altro lancio per i compagni, stavolta però intercetta l'Athletic e subito prova ad affondare. Appoggio sul numero 11, che però viene fermato da un ottimo intervento da parte della difesa del Calcio Sicilia. Buon movimento da parte di D'Amico, bloccato però da un'ottima chiusura da parte del Calcio Sicilia. Ancora possesso Calcio Sicilia, che prova a lanciare lungo, intercetta senza difficoltà l'Athletic, che prova a sua volta a lanciare lungo per i compagni, però pallone che finisce tranquillamente tra i piedi di Mangano. Mangano gioca un pochettino con il cronometro, anche se un po' prematuro, visto che ci troviamo a neanche 10 minuti di gioco. Nel frattempo lancio lungo, intercettato di testa dall'Athletic, pallone che però rotola in rimessa laterale. Altro pallone per il Calcio Sicilia, lotta l'Athletic per recuperare il pallone, ma ancora possesso squadra ospite, che prova ad affondare sulla corsia di destra. Pallone che però viene messo fuori, c'è un giocatore dell'Athletic che rimane a terra. Si rialza il numero 7 Tango, non sembrerebbe essere nulla di particolarmente grave, fortunatamente. Nel frattempo si riparte da una rimessa laterale che l'Athletic restituisce al Calcio Sicilia, che riparte da dietro. Pallone tra i piedi di Mangano, che si appoggia al compagno sulla corsia di sinistra. Ancora pallone in gioco, recupera però l'Athletic e poi nuovamente possesso Calcio Sicilia. Fallo. Sarà punizione per l'Athletic.
quasi tutto pronto per la punizione. Arriva il via del direttore di gara, punizione battuta, pallone che arriva in area ma non inquadra completamente lo specchio della porta, palla che termina sul fondo. Per recuperare il pallone Mangano. Deve necessariamente reagire l'Athletic dopo la dura batosta accusata al 6° minuto di gioco, dove sullo sviluppo di un calcio d'angolo si è sviluppato il gol che ha sbloccato la partita in favore del Calcio Sicilia. Nel frattempo arriva un'altra punizione, questa volta però in favore del Calcio Sicilia. Sul punto di battuta De Bari, che prende la rincorsa. Opterà probabilmente per un lancio lungo. E invece no, retropassaggio verso il numero 4 del Calcio Sicilia. E poi passaggio ma fuori gioco abbastanza netto. Azione senza dubbio interessante che voleva cogliere di sorpresa l'Athletic. Il fuorigioco però era abbastanza netto e non ha esitato mezzo secondo il direttore di gara a fischiarlo. Nel frattempo rimessa laterale in favore del Calcio Sicilia, subito battuta. Prova a pressare alto l'Athletic, nel frattempo altra interruzione, altro fallo commesso dalla squadra di casa. Ancora possesso Calcio Sicilia, si prende tutto il suo tempo per impostare la manovra. Scambio a centrocampo, poi pallone che termina in rimessa laterale. Pallone lanciato lungo al Calcio Sicilia, male il primo tentativo di spazzare via il pallone, bene il secondo. Recupera il pallone dell'Athletic che ancora una volta prova a lanciare lungo. La palla arriva tranquillamente tra i piedi di De Bari che allontana. Altro lancio lungo del Calcio Sicilia, che prova ancora una volta ad affondare sulla corsia di destra. Scambio tra il numero 9 e il numero 11, poi la difesa dell'Athletic allontana in rimessa laterale. Va per battere la rimessa laterale Arcoleo. Si appoggia sul compagno che prova a spazzare il pallone in mezzo. Nel frattempo recupera l'Athletic, che prova a lanciare i compagni. Altro pallone intercettato, ma ancora possesso Calcio Sicilia, che crossa in mezzo. Altro grande rischio. Ci mette una pezza la difesa. E Athletic che prova a ripartire. Fa vedere la presenza però il Calcio Sicilia, mette pressione e si guadagna una rimessa laterale che batte sempre il numero 4. Altra rimessa laterale, stavolta in favore dell'Athletic, che viene subito battuta. Lancia il numero 8. Errore nello stop, grande occasione, poi ci mette una pezza di Bari, che lancia il compagno sulla corsia di sinistra e poi pallone che termina in rimessa laterale.
17° minuto di gioco al velodromo Paolo Borsellino, risultato ancora sullo 0-1 in favore degli ospiti, che hanno sbloccato la partita nei primissimi minuti del match al 6° minuto sullo sviluppo di un calcio d'angolo. Nel frattempo cross in mezzo, che però termina troppo alto, non impensierisce particolarmente Curcuruto, che si limita a recuperare il pallone e a battere corto verso il compagno alla sua sinistra. Prova a lanciare i compagni, errore, però intercetta il pallone il numero 11 del Calcio Sicilia. Prova a metterci una pezza l'Athletic, ma altro intervento di Curcuruto che manda il pallone in calcio d'angolo. Attimi di sofferenza per l'Athletic. Sarà dunque calcio d'angolo, chiamato lo schema, battuto il calcio d'angolo, pallone allontanato il più lontano possibile. Nel frattempo ferma tutto il direttore di gara. Si ripartirà da una punizione in favore del Calcio Sicilia. Arriva il via del direttore di gara, battuto verso il compagno proposto alla sinistra, cerca il cross, grande rischio, pallone che rimane in gioco però, ancora possesso Calcio Sicilia, vede di recuperare l'Athletic che scatta sulla corsia di sinistra, pallone poi recuperato, ferma tutto il direttore di gara, si ripartirà da una punizione in favore dell'Athletic. Buona occasione per la squadra di casa, che stava provando a ripartire sulla corsia di sinistra. Dopodiché l'intervento falloso che ha fermato l'azione. Batte lungo Montagliani a cercare i compagni in area. Dopodiché pallone allontanato. Col Calcio Sicilia che allontana il pallone dalla propria area. Ancora possesso Calcio Sicilia, lotta però per riconquistare il pallone l'Athletic. Non molla però la squadra ospite, che prova nuovamente a lanciare i compagni. L'arbitro dà vantaggio. Pallone verso il numero 9 dell'Athletic che lotta per conquistare il pallone, poi ferma tutto il direttore di gara. Rimane a terra dall'altro lato del campo uno dei giocatori dell'Athletic. Si riparte dunque da una punizione in favore del Calcio Sicilia. Che prova con un altro lancio lungo, completamente fuori misura però. Termina fuori dal campo il pallone. Si ripartirà da una rimessa laterale in favore dell'Athletic. Nel frattempo continua a scorrere il cronometro, 21° minuto di gioco, ancora 0-1 il risultato. Altro pallone recuperato dall'Athletic che lotta per farsi spazio, continua ad agganciare il pallone il numero 7 che poi serve i compagni e tenta il tiro da fuori area, il numero 11 D'Amico.
Si ripartirà da una rimessa laterale, scusate, da una rimessa dal fondo. Altro lancio lungo del calcio Sicilia, pallone che viene semplicemente accompagnato tra le braccia di Curcuruto. Ancora possesso Athletic, inizia a pressare molto alto il calcio Sicilia, a modo di disturbare qualsivoglia manovra della squadra di casa. Mantiene il possesso del pallone il numero 11 del calcio Sicilia, che poi si appoggia al compagno che prova a lanciare lungo sulla corsia di sinistra, pallone però troppo potente. Batte corto Curcuruto, nel frattempo sempre il calcio Sicilia a disturbare e a tentare di recuperare alto il pallone. Altro lancio lungo intercettato, ancora possesso calcio Sicilia che prova a farsi spazio in verticale. Tentato il filtrante, ci arriva prima Curcuruto che subito prova a rilanciare il compagno sulla corsia di destra, che a sua volta lancia lungo per Martino, intercetta ancora una volta però il calcio Sicilia. Lotta sul pallone. Pallone recuperato all'Athletic, azione interessante, pallone tra i piedi d'Amico che però sbaglia a calibrare il passaggio. E palla recuperata dalla squadra ospite che può provare a sua volta a ripartire. Tentato un altro lancio lungo sulla corsia di sinistra. Prova a farsi spazio il calcio Sicilia per poter crossare in mezzo. E palla che poi viene allontanata. E che termina in rimessa dal fondo. Batte subito Curcuruto. Altra rimessa laterale per l'Athletic. Lancio lungo che però termina sul fondo. Batte subito corto Mangano verso De Bari, che guadagna qualche metro prima di lanciare lungo per i compagni. Ancora possesso calcio Sicilia, che tramite una serie di passaggi prova a farsi spazio. Nel frattempo recupera l'Athletic, ma opta per il lancio lungo intercettato ancora una volta dal calcio Sicilia. Altra rimessa laterale per la squadra di casa. Serve necessariamente uno scossone per rimettere quanto prima possibile in parità il match e cercare di affrontare il secondo tempo nel miglior modo possibile. Nel frattempo altro tentativo interessante e poi tutto regolare secondo il direttore di gara. Intervento che da questa prospettiva sembrava falloso. Non è dello stesso avviso però il direttore di gara, lascia correre.
Si riparte da una rimessa laterale in favore dell'Athletic, che batte subito, costretta ad appoggiarsi alle retrovie la squadra di casa. Passaggio calibrato male da parte del numero 19, dopodiché ferma tutto il direttore di gara per una punizione in favore del Calcio Sicilia, tentata di battere subito, ma non c'è alcuna fretta per l'arbitro, che invita a ribattere. Alla battuta va il numero 9 Rosone. Si aspetta il via da parte del direttore di gara. Va per battere il Rosone. Lancio lungo a cercare i compagni, intercettato di testa e poi tiro da parte del numero 11 del Calcio Sicilia. Recupera in qualche modo l'Athletic, che prova ad allontanare. Altra rimessa laterale per l'Athletic, Spin viene subito col fischietto. Dunque punizione per l'Athletic. Nel frattempo cronometro che continua a scorrere. Ci avviciniamo alla fine della prima metà di gara. Ricordiamo, per chi si fosse da poco sintonizzato, che le partite dell'Under 15 durano 35. Palla che va a sbattere su uno dei giocatori del Calcio Sicilia e che dunque termina in rimessa laterale in favore dell'Athletic. Altro lancio lungo del Calcio Sicilia, nessuna maglia rosa a intercettarlo, corre però ad intercettare alto il pallone Rosone. Palla che però termina in rimessa dal fondo. Recupera il pallone Curcuruto, che batte corto. Altra interruzione di gioco. Rimessa laterale per l'Athletic. Il pallone era evidentemente uscito per il direttore di gara. Nel frattempo altro lancio lungo, intercettato poi di testa dal Calcio Sicilia, che allontana e che può provare a ripartire appoggiandosi su Rosone, che prova a guadagnare metri verticalmente, poi scambia con il compagno. Prova a farsi strada il numero 7, che crossa per i compagni in mezzo, poi l'arbitro chiama il fuorigioco abbastanza evidente. Batte subito Curcuruto. Altra rimessa laterale per il Calcio Sicilia. Che si appoggia a Mangano. Palla recuperata dall'Atletico, che può provare ad affondare sulla corsia di destra. Pallone che poi rotola in rimessa laterale. Trattenuta vistosa e vola il primo giallo della partita. A beccarselo il numero 7 dell'Athletic, Vincenzo Tango.
Arriva dunque il primo nome sulla lista dei cattivi. Nel frattempo si appresta alla battuta del calcio di punizione, il calcio Sicilia. Due uomini in barriera per l'Athletic. Calcio battuto. E poi pallone che rotola in rimessa laterale. Pallone tra i piedi del numero 11 del calcio Sicilia, poi l'Athletic in qualche modo allontana e prova a ripartire. Ancora possesso calcio Sicilia, trattenuta abbastanza vistosa, il direttore però lascia correre. Lancio lungo e finisce poi tranquillamente tra le braccia di Curcuruto, che lancia lungo per i compagni proposti in avanti. Intercettato di testa il pallone al calcio Sicilia, che prova ad allontanare, lotta per il possesso l'Athletic. Sbagliato a calibrare il passaggio Tango, pallone regalato agli avversari. Batte la rimessa laterale del calcio Sicilia. Arcoleo si appoggia su Rosone che prova a farsi spazio. Ancora pallone tra i piedi di Rosone che tenta il tiro. Troppo centrale. Curcuruto ci arriva senza problemi. E poi lancia lungo per i compagni in avanti. Ferma tutto il direttore di gara. Fallo ai danni di Tango. Terminati nel frattempo i minuti regolamentari. Staremo a vedere quanto saranno i minuti di recupero dati dall'arbitro. Nel frattempo intercetta ancora una volta Gaddi, che scambia con Rosone. Lancia Rosone per i compagni in aria, poi allontana come può l'Athletic. Si riparte da una rimessa laterale, prende il pallone Rosone, poi lo lascia al compagno. Va a battere Arcoleo. Si fa strada il numero 5 che prova a crossare in aria per il compagno. Anche in questo caso fuori gioco abbastanza evidente. Duplice fischio, squadre che vanno negli spogliatoi con il risultato parziale di 0-1 in favore del calcio Sicilia. Serve necessariamente una reazione da parte dell'Athletic nella seconda metà di gara per quantomeno riacciuffare il pari nel match. Siamo qui con mister Mignone dopo l'ottima vittoria del Castellammare sul CUS per 3-0. Mister, innanzitutto complimenti, oggi la squadra ha girato davvero bene, è stata in controllo della gara fin dal primo momento, nonostante ci siano stati durante la partita diversi momenti nei quali era complicatissimo giocare per via delle condizioni del tempo. Sì, grazie. Infatti so che gli altri due anticipi del nostro girone sono stati sospesi, era oggi veramente complicato, però abbiamo chiesto all'arbitro che ci ha detto di giocare compatibilmente con la situazione contingente, abbiamo cercato di farlo meglio possibile e chiaramente il gol di Musso dopo un minuto ha reso le cose un po' più facili perché questa partita nascondeva molte insidie, siamo stati bravi e fortunati a bloccarla al primo tentativo e da lì la squadra si è sciolta perché veniamo da un momento un po' complicato nelle ultime 5 partite, la seconda vittoria, però bene, sono contento, bella reazione.
È una gara che toglie un po' le castagne al fuoco dal punto di vista della classifica, 3 punti importanti, anche perché, come ha detto lei, sono arrivati in un momento complicato non solo dal punto di vista dei risultati, dei punteggi, ma anche per le diverse assenze. Oggi non c'era Messina, molti erano acciaccati, però anche chi è entrato alla panchina ha risposto presente. Sì, non siamo nelle condizioni ottimali, in questo momento stiamo facendo di necessità virtù per quanto riguarda la rosa, che è un pochettino corta, però non cerchiamo alibi, come ho detto ai ragazzi prima della partita, non cerchiamo alibi, non cerchiamo scuse, andiamo in campo, giochiamo al meglio delle nostre possibilità. Oggi lo abbiamo fatto bene e lo faremo bene anche in futuro. Credo che la classifica va guardata nel suo complesso e bisogna considerare che nelle ultime 5 abbiamo incontrato Licata e Marsala, non eravamo dei fenomeni quando abbiamo cominciato il campionato, non siamo diventati dei brocchi adesso, ci giocheremo le partite con tutti, con le nostre forze. Mister Angelo Tomasello, 2 partite contro il Licata, in entrambe le volte si può riassumere con a voi gli applausi, a loro i punti. Eh sì, come dire, la forza di queste squadre è questo, diciamo, saper sfruttare le occasioni che hanno. Chiaramente io oggi posso solamente essere orgoglioso della gara dei miei ragazzi. È stata anche una settimana particolare in cui abbiamo perso anche un giocatore per noi molto importante, Kevin Girgenti, quindi siamo in un momento, diciamo, di mercato un po' particolare, ci stiamo riorganizzando dal punto di vista proprio offensivo, però i ragazzi hanno fatto una partita gagliarda. Peccato per l'episodio, soprattutto del primo gol, lo voglio rivedere perché, diciamo, chiaramente queste disattenzioni poi si pagano contro queste grandi squadre, però nonostante questo i ragazzi hanno saputo tener botta, abbiamo pareggiato e abbiamo tenuto bene. Peccato poi alla fine subire il gol, però ripartiamo con la convinzione di aver fatto anche oggi un buon lavoro. Chiaramente non portiamo a casa punti, però pensiamo alla prossima. Ecco, sono partite che danno, appunto, come dicevi tu, consapevolezza, anche perché comunque una squadra che comunque avrà una veste completamente ancora diversa nelle prossime partite, che comunque nonostante le difficoltà se l'è giocata ad armi pari per gran parte della gara contro un avversario che sulla carta è considerato quasi imbattibile. Sì, grazie per questa considerazione. Devo dire che i ragazzi hanno saputo tenere botta, hanno saputo, come dire, difendersi nel momento in cui c'era da farlo, hanno saputo palleggiare, provare a fare la partita quando ci è stato permesso di farlo, e quindi sicuramente questo è un elemento che mi lascia ben sperare per il percorso che dobbiamo portare avanti da qua alla fine della stagione. Ecco, io ho una domanda un po' maliziosa adesso, considerando come si muove e come si evolve sempre la classifica, e considerando che ancora ci sono 13 partite da giocare, la guardi la classifica, la guardi la possibilità che anche i playoff non sono così lontani? Ma guarda, sinceramente, sarò sincero, non la guardo tanto la classifica perché noi dobbiamo fare un percorso che ci deve portare a quello che è l'obiettivo stagionale. Non sarà semplice, non è semplice perché le squadre sono tutte attrezzate, anche chi in questo momento è dietro di noi, quindi qua c'è un campionato in cui ogni gara ci sono punti da poter prendere, quindi noi dobbiamo pensare solamente partita dopo partita con l'obiettivo di raggiungere il nostro obiettivo, che quest'anno rispetto agli anni precedenti non si potrà raggiungere velocemente per via della nuova regola, come sappiamo, per cui non dobbiamo fare calcolo, non dobbiamo ragionare guardando troppo avanti, ma pensare solo alla partita successiva. Mister Lillo Bonfatto, altra partita tesissima col Bagheria, forse anche memoria di quello che è successo all'andata, altra partita molto bella tra due squadre, vittoria pesantissima, vittoria importantissima. Allora, noi intanto sapevamo di affrontare una squadra che, secondo me, come ho detto nell'anteprima, è una squadra che gioca bene a calcio, ha tanta qualità, soprattutto in questo campo, un campo largo, profondo e soprattutto come terreno di gioco veloce, poteva metterci in difficoltà, e così a tratti è stato. Però devo fare complimenti ai ragazzi perché hanno tenuto bene il campo, sono stati un'altra squadra quando prende il pareggio in quel modo, dopo aver sbagliato tanto il primo tempo, perché abbiamo preso poi 2 traverse, qualche gol l'abbiamo sbagliato, si può disunire. Invece devo essere onesto e devo fare complimenti a questi ragazzi che hanno cercato in tutti i modi di portare a casa la vittoria, e così è stato. Poi il calcio anche è divertente, si diverte anche a creare trame interessanti. Il Camarat che vi ha inflitto la prima sconfitta stagionale in campionato
è anche la squadra che ferma il Marsala e vi fa allungare in classifica. Sì, abbiamo visto che il Marsala ha perso, allunghiamo, però ripeto, già le avevamo 9 punti di vantaggio qualche settimana fa, poi hanno recuperato, sono stati bravi loro, forse siamo stati meno bravi noi, però ora adesso dobbiamo cercare di continuare quello che stiamo facendo, forse non basta, dobbiamo fare sempre di più. E già domenica abbiamo una partita molto complicata contro un Musilmeri che è una squadra forte, organizzata, e quindi sicuramente sarà una partita difficile, però noi dobbiamo essere bravi a prepararla bene in tutta questa settimana e partire con la mentalità giusta, perché la nostra mentalità deve essere sempre quella di cercare di ottenere sempre il massimo, e voglio fare un appello: abbiamo bisogno pure dell'aiuto del nostro pubblico. Ecco, ti interrogo su qualche individuo, non mi soffermo sui vecchi perché ormai è storia nota, si parla di loro da anni, mi soffermo sui giovani, in particolare altra grande prova di Greco in mezzo al campo, ma anche bell'impatto di Bennici, perché è entrato nell'azione del gol e poi anche nel finale ha preso qualche fallo, è stato importante. Assolutamente, diciamo che Bennici si sta allenando da poco con noi, il ragazzo ogni giorno che passa cresce, ovviamente è merito suo ma anche merito dei ragazzi, dei grandi che lo aiutano in tutto e per tutto, e quindi pian piano si sta creando il suo orticello, perché quando è chiamato in causa fa sempre la sua onesta partita. A me non piace parlare di singoli, però Greco sappiamo è uno di quantità, è uno che non si sacrifica tanto. Sappiamo che siamo un gruppo forte, oggi mancava qualche giocatore importante, però il gruppo è sano, il gruppo è unito, abbiamo tutti lo stesso obiettivo e quindi dobbiamo cercare di continuare su questo passo e non possiamo decelerare. Con mister Cammarata, dopo l'importantissima vittoria del Camarat in casa contro il Marsala, mister, innanzitutto complimenti, questi vengono davvero al cuore, perché oggi la squadra ha messo grinta, ha messo determinazione, ha messo letteralmente tutto in campo per portare a casa 3 punti che alla fine sono meritati. Sì, devo fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande prestazione sotto l'aspetto agonistico, del cuore. Giocavamo contro una grande squadra, una squadra veramente costruita bene, che fa un buon calcio, però i miei ragazzi hanno dato tutto, e a parte i primi 15 minuti dove siamo andati un po' in difficoltà, poi è stata una partita equilibrata dove diciamo che abbiamo fatto una grande partita. 7 giorni fa, se si ricorda, avevo detto che dopo quelle vittorie a Licata e a San Vito la stagione sembrava fosse cambiata. Erano arrivati 6 punti importanti e bisognava confermare con un'ottima prestazione contro il Marsala, a prescindere dal risultato. È arrivata la prestazione, è arrivato il risultato, adesso dove può arrivare veramente questo Camarat? Ma guarda, noi dobbiamo pensare partita dopo partita, ogni partita per noi deve essere importante e poi alla fine faremo i conti. Noi dobbiamo allenarci giorno per giorno sempre per migliorarci e per avere i nostri obiettivi personali, fare un gran campionato, ma senza l'allenamento quotidiano non si va da nessuna parte. Ultima piccola domanda dal punto di vista più tattico. Oggi abbiamo visto una squadra mutaforme, a volte difendeva a 4, la maggior parte delle volte invece gli esterni facevano un lavoro importante, Spinelli da una parte, Cacchio dall'altra. Questi giocatori che sanno interpretare più ruoli, che sanno dare il volto che vuole in base al momento della partita, questi possono fare la differenza? Sì, perché ormai il calcio di oggi non è più posizionale, ma in base ai movimenti della squadra che fai puoi diventare a 4, puoi costruire a 3, puoi costruire a 5, dipende come ti muovi e gli altri si devono muovere di conseguenza. Ho fortunatamente una squadra che ha voglia di migliorarsi giorno per giorno e questo mi semplifica le cose. Siamo qui con il direttore generale del Camarat, Gioacchino Privitera. Direttore, innanzitutto complimenti, è arrivata la 3ª vittoria consecutiva e il calendario non vi aveva messo contro squadre facili, Licata, San Vito, ora Marsala. Queste gare, queste settimane hanno fatto vedere il reale valore di questo Camarat. Beh, l'avevo detto nell'intervista passata a San Vito Lo Capo. Il valore di questa squadra è alto, i ragazzi si stanno davvero impegnando tanto, abbiamo raccolto il massimo di 3 sfide impossibili, diciamo, sulla carta, però siamo molto contenti e fiduciosi perché dopo un girone di andata un po' problematico la vera forza dei ragazzi sta venendo fuori, il frutto dello staff tecnico, del mister Cammarata, e siamo davvero orgogliosi di avere una squadra del genere perché lotta su ogni pallone
e mette in difficoltà qualsiasi squadra. Questa vittoria è proprio dedicata ai tifosi, a Cammarata, a tutta la città, perché le altre due importantissime erano arrivate comunque fuori dal catino di casa. Oggi davanti al proprio pubblico la squadra non ha fallito l'appuntamento. Beh, ci tenevamo tantissimo a regalare ai nostri tifosi una giornata così bella e importante, perché ci seguono ovunque, perché oggi hanno dimostrato davvero l'attaccamento alla squadra. Ecco, a differenza di altre piazze, Cammarata è proprio questo: siamo tutt'uno con i tifosi e tutta la gente che ci ama. Quasi tutto pronto per ricominciare, le due squadre iniziano a disporsi in campo. Risultato che nel primo tempo ha visto una superiorità da parte del Calcio Sicilia, che ha sbloccato il match al 6° minuto di gioco sullo sviluppo di un calcio d'angolo. Athletic costretto dunque sin dalle prime battute di gioco a rincorrere. Adesso deve necessariamente scendere in campo con un altro tipo di atteggiamento, un altro tipo di aggressività, se vuole quantomeno rimettere in parità la partita. Nel frattempo manca ormai pochissimo prima del fischio da parte del direttore di gara, che decreterà l'inizio del secondo tempo. Nel frattempo sembra prepararsi un cambio per il Calcio Sicilia, ad entrare il numero 13 Mannara Francesco.
ad uscire invece il numero 6 Farina Mattia. Si aspetta solo il fischio da parte del direttore di gara per poter iniziare. Fischio che arriva in questo momento, si può dunque dare il via al secondo tempo di Athletic Club Palermo Calcio Sicilia. Match valevole per il campionato Under 15 Elite regionale. Subito primo squillo da parte dell'Athletic. Nel frattempo iniziano ad accendersi le luci, inizia a calare il sole sul velodromo Paolo Borsellino. Athletic che subito prova a mostrare gli artigli, numero 10 che crossa in mezzo, pallone che finisce tranquillamente tra le braccia di Mangano, che lancia lungo per i compagni. Nel frattempo possesso Calcio Sicilia. Primo pallone toccato per l'appena entrato Mannara, che subito crossa in mezzo per i compagni. Grande rischio, intercetta e prova ad allontanare l'Athletic, ma attenzione, ancora parapiglia nella zona dell'area di rigore dell'Athletic. Pallone che rimane tra i piedi del Calcio Sicilia. Ancora possesso Calcio Sicilia, dopodiché intervento duro ma regolare secondo il direttore di gara. Pallone lungo, poi intercettato dalla squadra ospite, che ancora una volta prova a farsi vedere, stavolta sulla corsia di destra, tentato il cross che riesce a bucare la difesa dell'Athletic, che ci mette all'ultimo una pezza, può provare a ripartire sulla corsia di destra, aggancia il pallone Putano, ancora Putano che si appoggia al compagno. Tutto regolare secondo il direttore di gara, perde l'aggancio del pallone il numero 9 dell'Athletic. Entrambe le squadre mostrano gli artigli in questi primissimi minuti del secondo tempo. Sintomo di una seconda metà di gara che prevede grande intensità. Nel frattempo ancora Calcio Sicilia che prova a farsi strada sulla corsia di sinistra, intercetta l'Athletic che prova a ripartire. Allontanato il pallone, intercetta la difesa della squadra di casa di testa, ma attenzione, ancora rischio per l'Athletic che ancora una volta allontana. Squadra ospite che recupera nuovamente il pallone. Rimane a terra uno dei giocatori dell'Athletic. Continua a rimanere a terra uno dei giocatori dell'Athletic, probabilmente un pestone, che però il direttore di gara non ha rilevato. I compagni aiutano a rialzarsi il giocatore. Athletic che restituisce il pallone. Rimessa laterale subito battuta dall'Athletic. Altra rimessa laterale per l'Athletic. La batte veloce il numero 2 Galante. Ancora pallone in aria, interessantissimo per l'Athletic che non riesce a trovare
il tiro vincente, sfugge il pallone tra i piedi di Martino. Nel frattempo Gadda lotta sul pallone e lo ottiene. Rimessa laterale per il Calcio Sicilia. L'Athletic che sembra essere entrato in questo secondo tempo con tutt'altro atteggiamento, ma ecco che si presenta ancora una volta il Calcio Sicilia, stavolta sulla corsia di sinistra con il pallone tra i piedi di Caruso e poi intervento falloso in ritardo. Nessuna protesta, infatti è calcio di rigore per il Calcio Sicilia. Intervento nettamente in ritardo per il difensore dell'Athletic. Sul dischetto il capitano Caruso. Grande responsabilità sulle spalle di Curcuruto. Si appresta dunque alla battuta Caruso, che non riesce a stregare Curcuruto, che riesce ad afferrare il pallone tra le sue braccia e rilancia lontano. Proverbiale l'intervento di Curcuruto che mantiene in gara i suoi compagni. Un 2-0 sarebbe stato veramente pesante per la squadra di casa. Adesso questo episodio sicuramente darà un ulteriore sprint all'Athletic, che deve necessariamente adesso riacciuffare il pari. Nel frattempo rimessa laterale per il Calcio Sicilia. Ancora palla tra i piedi di Caruso, che si appoggia al compagno con la maglia numero 7. Pallone che termina in calcio d'angolo. Va alla bandierina Rosone che chiama lo schema. Pallone battuto e poi colpo di testa che non inquadra lo specchio della porta. Va a recuperare il pallone Curcuruto. Ferma momentaneamente il gioco il direttore di gara. La motivazione è un altro cambio per il Calcio Sicilia. Ad entrare il numero 14, Adelfio. Batte corto Curcuruto. Prova a intercettare di testa il Calcio Sicilia. Intervento abbastanza ruvido sull'appena entrato Adelfio. Sarà dunque punizione per il Calcio Sicilia. Lo stesso Adelfio rimane sul punto di battuta. Pallone lungo a cercare i compagni in aria, prova a spizzicare di testa Caruso, palla che viene allontanata. Prova a cavalcare sulla corsia di sinistra Athletic. Ottimo intervento da parte del numero 6 del Calcio Sicilia. Nel frattempo altro pallone interessante che si concretizza in un tiro che Curcuruto riesce a salvare in extremis.
frattempo rimane a terra uno dei giocatori dell'Athletic, richiesto l'intervento degli assistenti. A restare a terra sembra essere il numero 11 D'Amico Mattia. Viene accompagnato ai margini del campo D'Amico dai due assistenti. Nel frattempo mister Bernardo richiede il cambio. Primo cambio per l'Athletic dunque. Ad entrare il numero 17 Francesco Cavallaro. Ad uscire il numero 11 D'Amico. Continua a scorrere il cronometro nel frattempo. Quasi 47esimo minuto di gioco, sempre 0-1 il risultato in favore della squadra ospite. Va per il lancio lungo Curcuruto. Pallone tra i piedi del numero 2 dell'Athletic che prova a farsi strada tra le linee del calcio Sicilia. Nel frattempo punizione per l'Athletic, va a battere il numero 4 Lavardera. Punizione battuta a cercare i compagni in aria, spizza con le mani l'estremo difensore del calcio Sicilia, dopodiché la difesa prova ad allontanare, ma ancora possesso Athletic, pallone tra i piedi del numero 2 che prova a farsi spazio e poi ferma tutto il direttore di gara. Nel frattempo ancora un altro giocatore dell'Athletic per terra. Staremo a vedere se sarà necessario anche stavolta l'intervento dell'assistente. Fortunatamente sembrerebbe di no, il ragazzo si alza senza particolari problemi. Nel frattempo rinvio lungo da parte di Mangano. Là tra i piedi di Gaddi che viene fermato in maniera fallosa. Il direttore di gara nel frattempo invita alla calma i giocatori. Gli animi, come è comprensibile, iniziano a scaldarsi. Entrambe le squadre vogliono raggiungere chi il mantenimento della vittoria, chi quantomeno il pari. Ed è inevitabile che la pressione agonistica porti a un po' di nervosismo. Nel frattempo cavalcato da parte del calcio Sicilia sulla corsia di destra, che prova a ritagliarsi spazio per crossare in mezzo, lo fa, velo e poi pallone un po' troppo debole, non ha problemi Curcuruto ad arrivarci, che subito prova a lanciare lungo per i compagni. Buona azione costruita dal calcio Sicilia, determinante è stato l'ultimo tocco, forse un po' troppo morbido. Nel frattempo rimessa laterale per l'Athletic che subito prova a scodellare in mezzo il pallone, ancora possesso Athletic sulla corsia di sinistra. Lotta il giocatore in maglia bianca per ritagliarsi spazio, dopodiché squadra ospite che allontana il pallone e prova a ripartire tra i piedi di Caruso.
Ancora Caruso salta l'uomo, ancora Caruso che scambia con il compagno, dopodiché tiro e arriva il 2-0 per il Calcio Sicilia, raddoppia la squadra ospite. Si riparte dunque con il risultato di 2-0 in favore della squadra ospite al velodromo Paolo Borsellino. Entrambe le squadre hanno sicuramente mostrato gli artigli in questo secondo tempo. Il Calcio Sicilia, scusate, forse è risultato un po' più incisivo sotto porta. Certamente la squadra di mister Bennardo è scesa in campo nel secondo tempo con un altro tipo di atteggiamento, con molta più grinta. Grinta che deve necessariamente mantenersi per provare prima ad accorciare le distanze e poi, perché no, magari a rimettere il match in parità. Altro pallone interessante per l'Athletic, ci arriva prima però la difesa del Calcio Sicilia, ma ancora possesso Athletic e poi pallone che termina in calcio d'angolo. Non si scoraggia la squadra di casa, continua a mostrare gli artigli. Va alla bandierina del numero 10 Putano, che crossa in mezzo per i compagni, pallone che rimane lì e poi viene allontanato dalla difesa del Calcio Sicilia, che prova in qualche modo a ripartire. Ancora possesso Athletic però, che prova ancora una volta a farsi strada tra le linee degli avversari, dopodiché lancio lungo, tutto solo. Nel frattempo arrivano anche i compagni a coprire. Curcuruto, scusate, ci mette un'altra volta una pezza, dopodiché lancio incredibile da fuori area, gol pazzesco da parte del Calcio Sicilia, che approfitta del momentaneo posizionamento fuori la porta di Curcuruto. Spara un siluro, il numero 5 Fiorenza del Calcio Sicilia, e porta il match sul risultato di 3-0. Si riparte dunque con il risultato di 0-3 in favore del Calcio Sicilia. Rimessa laterale in favore dell'Athletic. Ancora Calcio Sicilia con il pallone tra i piedi di Caruso. Prova a scattare sulla corsia di destra e appoggiarsi al compagno. Cercato lo scambio ancora una volta con il Caruso, pallone che però finisce facile tra le braccia di Curcuruto, che nonostante i 3 gol si è rivelato più volte salvifico
nei suoi interventi durante questa partita. Palla che arriva lunga e viene agganciata dal numero 10 dell'Athletic, che prova a servire il compagno in mezzo, dopodiché tiro in rovesciata, non si fa lasciare impreparato Mangano. Per tempo altro lancio lungo, ci arriva il numero 7 del Calcio Sicilia che prova a saltare l'uomo, ci riesce. Ancora pallone interessante, pallone in mezzo tra i piedi di Caruso, dopodiché tiro murato da Curcuruto, prova in qualche modo ad allontanare l'Athletic, pallone tra i piedi di Gaddi che tenta il tiro che termina fuori. Ancora un altro intervento buono da parte di Curcuruto, che cerca in ogni modo di resistere agli assalti della squadra avversaria. Nel frattempo arrivano 2 cambi per l'Athletic. Ad entrare per l'Athletic sono il numero 15 Alaimo Ariele e il numero 16 Brancato Marco. Batte corto Curcuruto. Primo pallone toccato dall'appena entrato numero 16 dell'Athletic. Altro lancio lungo a cercare i compagni in profondità. Ci arriva prima la difesa del Calcio Sicilia che si appoggia ai piedi di Mangano, che poi prende il pallone con le mani e lancia lungo. Ancora altro lancio lungo da parte del Calcio Sicilia. Afferra tranquillamente tra le mani Curcuruto che poi prova a lanciare i compagni. Ancora possesso Calcio Sicilia. Torna indietro la squadra ospite e prova a costruire la manovra sulla corsia di destra. Lotta per il possesso, pallone che termina in rimessa laterale. Rimessa laterale battuta, pallone subito recuperato dall'Athletic che prova a rilanciarsi, dopodiché stop errato e altra rimessa laterale per il Calcio Sicilia. Ancora possesso Calcio Sicilia, allontana come può l'Athletic. Prova la cavalcata sulla corsia di sinistra la squadra di casa. Interrotta in maniera regolare, secondo il direttore di gara, con un intervento in scivolata. Rimessa laterale battuta dall'Athletic che prova a farsi strada, cross in mezzo, pallone che però termina sul fondo. Calcio d'angolo in favore dell'Athletic, battuto, pallone che viene spizzato e poi ci arriva Mangano che afferra e che prova a rilanciare i compagni sulla corsia di destra.
Ancora calcio Sicilia che prova ad affondare sulla corsia di destra. Pallone che viene servito al compagno in aria. Punizione dell'Athletic che viene subito battuta, ma non perde troppo tempo il calcio Sicilia a recuperare il pallone. Il numero 14 che prova a servire il solito compagno sulla corsia di destra. Intercetta l'Athletic che a sua volta prova a rispondere sulla corsia di sinistra. Nel frattempo arriva un cambio in porta per il calcio Sicilia. Esce da Inviolato Mangano ad entrare il numero 12 Famà Adriano. Ottima prestazione da parte del numero 1 del calcio Sicilia che ha mantenuto la propria porta inviolata in questi 60 minuti di gioco. Nel frattempo lotta di possesso tra le due squadre. Prova ancora una volta a scattare sulla corsia di sinistra l'Athletic, altra ottima chiusura da parte del calcio Sicilia. Ferma tutto il direttore di gara. Sarà punizione per l'Athletic. Si aspetta il via del direttore di gara, 2 uomini in barriera nel frattempo per il calcio Sicilia. Via che arriva in questo momento. Calcio battuto di Potenza, poi ancora una volta di Potenza e poi palla che termina sul fondo. Va a recuperare il pallone Famà. Che batte la sua prima rimessa dal fondo del match. Lancio lungo, intercettato dalla testa di uno dei giocatori in maglia bianca. Palla che termina in rimessa laterale per l'Athletic. Ancora possesso Athletic. E dopodiché intervento falloso. Ferma tutto il direttore di gara. Va sul pallone Lavardera che va a battere corto verso il numero 16 che poi prova a tirare. Palla che viene deviata da uno dei difensori del calcio Sicilia. Grande rischio per la Athletic che nel frattempo si guadagna un calcio d'angolo, viene battuto dal numero 8, dopodiché spizzato di testa il pallone, ancora in aria, ancora possesso Athletic. Palla che però termina sul fondo. Rimessa dal fondo per Famà. Ancora possesso calcio Sicilia. Prova a farsi strada il numero 15 che tira.
Tentato il tiro da fuori area, Tarantino. Nel frattempo Athletic che prova a ripartire sulla corsia di destra, altra ottima chiusura. Stavolta da parte del numero 14 Adelfio. Altro lancio lungo che Caruso prova ad agganciare, dopodiché si appoggia al compagno sulla corsia di destra. Squadra ospite che continua a provare ad affondare su quella corsia. Altro cross in mezzo, deviato stavolta dalla testa di uno dei difensori dell'Athletic, ma attenzione, altro pallone che va a finire in aria, ancora una volta allontanato, ancora possesso calcio Sicilia. Recupera l'Athletic. Lancia lungo l'Athletic. Altro lancio lungo, altro lancio intercettato al calcio Sicilia che concede veramente poco agli avversari. Finora una prestazione ottima da parte della squadra ospite. Nel frattempo Gaddi cavalca sulla corsia di destra. Batte corto la rimessa al fondo Curcuruto. Partita che ormai inizia a giocarsi sui lanci lunghi. Altra rimessa laterale per l'Athletic. Nel frattempo 67esimo minuto di gioco. Mancano 3 minuti al termine del secondo tempo. Nel frattempo altra grande occasione tra i piedi del numero 9 dell'Athletic, murata dalla difesa del calcio Sicilia, che si guadagna anche un fallo. Forse richiesto l'intervento degli assistenti. Si ferma momentaneamente tutto. A rimanere a terra sembra essere il numero 3 Massei Enrico. Un poco di ghiaccio spray e il ragazzo sembra rimettersi in piedi senza troppa fatica. Nel frattempo cronometro che continua a scorrere. Siamo quasi al 69esimo minuto di gioco. Manca poco più di un minuto al termine dei minuti regolamentari. Arrivano cambi nel frattempo in casa Athletic. Entra il numero 14 Catalano insieme al numero 18 Mansueto. Si riparte da una rimessa dal fondo.
Possesso calcio Sicilia, rimessa laterale per l'Athletic che prova quantomeno a cercare il gol della bandiera. Pallone agganciato da Caruso che prova a servire il compagno sulla corsia di destra in posizione regolare, che si trova tu per tu con Curcuruto e riesce a piazzare la rete del 4-0. Altra ottima azione da parte del calcio Sicilia, che è riuscita a bucare le difese dell'Athletic. Nel frattempo il direttore di gara dà 3 minuti di recupero, altro interessante recupero da parte di Caruso che tenta il tiro ai limiti dell'area, stavolta però non trova lo specchio della porta il calcio Sicilia. Curcuruto che va a recuperare il pallone. Ripetiamo, saranno 3 i minuti di recupero dati dall'arbitro. Intercetta il pallone Gaddi, dopodiché palla tra i piedi di Martino. Altro pallone recuperato dal calcio Sicilia, che prova ancora una volta ad affondare. Scambio con Gaddi, dopodiché prova a farsi spazio il giocatore e arriva il calcio di rigore. Altro intervento falloso in area. Richiesto ancora una volta l'intervento dell'assistente. Fallo ai danni del numero 10 Caruso, che si guadagna il calcio di rigore. Va a battere lo stesso Caruso, ancora una volta tu per tu con Curcuruto. Batte Caruso e stavolta non sbaglia. Risultato di 5-0 per il calcio Sicilia. Tre minuti quasi terminati, staremo a vedere se adesso il direttore di gara sancirà la fine della partita. Altro lancio lungo, ancora un altro possesso del calcio Sicilia, recupera il pallone l'Athletic che prova a lanciarsi sulla corsia di destra. Arriva ora il triplice fischio, termina con il risultato di 0-5, il match valido per il campionato Under 15 regionale, dove si sono scontrati al velodromo Paolo Borsellino l'Athletic Club Palermo contro il Calcio Sicilia. Sconfitta sicuramente amara per la squadra di casa, che in ogni caso è scesa nel secondo tempo con grande grinta e voglia di riacciuffare la partita.